Bentornati ragazzi su Real Napoli Football. Veniamo da 4 sconfitte di fila, porca di una troia, io non so cosa dire, veramente. Sto provando a ribaltare questo trend, ma fino ad ora non ci siamo riusciti. Intanto vi chiedo di mettere mi piace al video, ragazzi, e magari di seguire il canale, mi fareste molto felice. Detto ciò, proviamo ad andare a cercare la prima vittoria, cioè la seconda vittoria della divisione 6. Allora, io veramente sono un uomo distrutto, ragazzi, sono un uomo distrutto, non riesco a... Cioè, sono 4 partite che non vinco, io non riesco a capire che cazzo sta succedendo, non lo so. Adesso andiamo ad affrontare, vediamo. Dopo l'ultima partita io vi prego, andatevi a Napoli-Barcellona intanto. Andatevi, vi prego, a vedere, vi prego, il video della partita con la Fiorentina e ditemi se com'è possibile che io abbia perso. Io non lo so. Comunque, Napoli-Barcellona. D'altronde il Barcellona è l'ultima squadra con cui abbiamo vinto. Riuscirà a portarci fortuna ancora? Lo scopriremo tra poco. Tanto Rachmani non gioca e ci giochiamo la carta Ostigard, quindi giocheremo anche con Ostigard in difesa. Il nostro avversario ha i soliti fenomeni, come potete vedere, in queste formazioni strane. Ben ritrovati amici da casa. Il pallavolista d'elite, ma serio. Napoli-Barcellona. Napoli-Barcellona. Vediamo che cazzo succede. Osimhen, partiamo. Kim, attenzione, Ostigard. Dentro per... Attenzione, triangolo perfetto, ancora verso Anghissà, che la dà al Ciuchi Lozano, che prova a penetrare, Lozano cross verso il portiere. A Lozano piace crossare al portiere. Ok, Di Lorenzo. Proviamo ad andare a recuperare palla. Giannino, dai Giannino, niente da fare. Attenzione per uscire la botta, niente. Ostigard. Lobotka allarga per Kvaratskhelia, dribbling, Kvara se ne va. Se no Kvara, attenzione, Kvaratskhelia può andare al cross verso Osimhen. La palla non arriva ad Osi purtroppo. Lobotka, break a centrocampo, che poi allarga verso Mario Rui. Palla per Zielinski, si gira Zielinski si incarta troppo e perde palla. Attenzione a Pempé, il solito cazzo di Pempé. Perché è arrivato fino in porta Pempé? Perché è arrivato fino in porta Pempé. Zielinski, attenzione, la palla arriva a Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, si gira Zielinski fermato col fallo. E che cazzo, fallo su Zielinski. Anghissà, palla per Zielinski, Mario Rui, dentro per Kvaratskhelia entra in area, Kvaratskhelia fino in fondo, Kvaratskhelia dentro, la palla non arriva nessuno, Osimhen, parata, non ho parole, e gol di Zielu, porca puttana troia, gol di Zielu. Passiamo in vantaggio con Zielinski. 1-0 ragazzi, 1-0, non passiamo in vantaggio, non si nemmeno da quanto. Zielinski prova ad andare da Anghissà, niente da fare. Lobotka, Ostigard non riesce a fermare nessuno e Kim, che poi allarga verso il Ciuchi Lozano, fermato Lozano. Di Lorenzo, ancora verso Lozano, palla troppo lunga, finisce fuori. Si riparte con un fallo laterale. Attenzione Di Lorenzo, si fa bruciare qui, prova a recuperare, niente da fare. Kim su Messi, grandissimo Kim, poi allarga per Kvaratskhelia, sbaglia tutto. Attenzione, contropiede, niente, Mario Rui. Zielinski allarga verso Kvara, colpisce Arnold e palla in fallo laterale. Mario Rui verso Kvaratskhelia, Mario Rui, Zielinski, ha allungato la palla, Lobotka e poi Ostigard.
Kim. Lobotka fa correre Mario Rui, palla per Kvaratskhelia che si gira alla grande, Kvara fermato, senza fallo dice l'arbitro. Attenzione Pempè e poi Kim. La dà poi a Kvaratskhelia. Kvaratskhelia cambia tutto verso il Ciuchi Lozano. Attenzione Di Lorenzo, prova ad andare da Anghissà, niente da fare. Siamo un po' confusionari al centrocampo qui. Abbiamo preso una brutta imbucata. E gol di Panta. Vabbè. E gol di Mbappé. Prendiamo il solito gol, ragazzi. Va bene. Lobotka prova ad andare subito da Lozano. Fermato. Ostigar. Tutti con Pempè. Fra, infatti giocano tutti con Pempè. Camafò. Kvaratskhelia. Prova a dribblare Kvara, se n'era andato ma si perde il giocatore. Attenzione Kim. Lobotka. Si ferma Lobo. Palla per Mario Rui. Dribbling di Mario Rui. Attenzione Kvaratskhelia. Zielinski prova a far correre Kvaratskhelia sulla fascia. Se ne va Kvara. Kvara. Il cross di Kvara. C'è Osimhen che mamma mia che ha preso. Non una palla facile, avrebbe meritato di più. Mamma mia che ha preso. L'ha presa Juve, se lo traversa. Porca puttana. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Va bene. Di Lorenzo. Lobotka. Palla per Lozano, fermato da Militao. Qua sbaglia Anghissà, che prova ad andarla a recuperare, ci riesce Lozano, palla per Osimhen, che prova a darla in profondità verso Kvaratskhelia. Bruciato da Trent Alexander-Arnold. Mario Rui, Kvaratskhelia, dentro per Zielinski, attenzione, Zielinski, dentro per Mario Rui arriva al cross, c'è Anghissà, niente da fare, attenzione Kvaratskhelia, tiro, bomba di Kvaratskhelia, che sfonda la porta, ed è 2-1. Kvaratskhelia trova il varco per il tiro e segna 2-1, il 2-1 del Napoli, ragazzi. Meno male ancora Pempè, ma Di Lorenzo chiude questa volta. E poi Osimhen prova ad allargare verso il Ciuchi Lozano, che prova ad andarsene. Lozano corre, Lozano sulla fascia, si ferma il Ciuchi, dribbling del Ciuchi, fantastico il Ciuchi, il cross in mezzo, la parata del portiere, attenzione. Zielinski, dentro Zielinski, attenzione, Bonu, passò la palla. Poi la palla arriva verso Di Lorenzo, che non riesce a chiudere. Arnold recupera palla. Mario Rui, che poi spazza e chiude il primo tempo. 2-1, penso anche abbastanza meritato anche questa volta. Questa volta però siamo in vantaggio, siamo riusciti a fare 2 gol. Kvaratskhelia ci ha regalato una bella botta dalla distanza. Vediamo se riusciamo a mantenere questo vantaggio. Questa vittoria è fondamentale, soprattutto per il nostro morale. 2-1 il punteggio, è stata una partita molto intensa con già 3 gol e ovviamente tutto è ancora possibile. Comunque si riparte, secondo tempo. Come si è rotto il caricabatteria, fra, che dici? Anghissà, Lobotka, palla per Lozano, niente da fare. Se Kvaratskhelia appoggia a Mario Rui, Zielinski, non carica più il telefono. No, fra, come? Ma che telefono è? Attenzione, Zielo dentro per Anghissà. Di Lorenzo recupera palla, se ne va Di Lorenzo, Giannino Di Lorenzo. Attenzione, Lozano, 15% c'è il porco di... Calma, anche se sono il primo a bestemmiare, me ne rendo conto.
Attenzione quel cazzo di Pempè mangiato dal maestro, che poi prova a cambiare, sbaglia tutto, troppo frettolosi, ma attenzione Anghissà, se ne va Anghissà, Anghissà dentro da Osimhen, Osimhen, poi Zielinski, non ci credo, che sfiga, voglio, che sfiga, non avevo visto il portiere uscire, no ragazzi, no, non ci credo, il calcio è così, tutto può cambiare da un momento all'altro e non bisogna mai smettere di crederci. Ma ha meritato cosa, cazzo? Meritato cosa? Cosa ha meritato? Cosa? Non ci credo, io non ci credo. Osimhen, Anghissà, dai ragazzi, cazzo, dai. Di Lorenzo, ma buona, Maronne Mondo Vergine a Pegre, Bella partita. Yeah. Eder Militao. Anghissà, palla per il Ciuchi Lozano, che lo sapevo che se la portava. Rimessa in gioco con le mani. Se ha fatto tutto tu, lo so. Caggiamo. È nero sto dire, cioè vengo punito ogni mezzo errore, nemmeno. Anche se non faccio errori vengo punito. Comunque, Lozano dentro per Osimhen, no, la parata che ha preso ancora, ragazzi. Ancora che cazzo ha preso? La mette sulla sinistra. Che cazzo ha preso? No, vabbè ragazzi. Vabbè ragazzi. Ha spazio per cercare il gol. Mamma mia. Anghissà. Intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Anghissà, recupera palla, se ne va Anghissà, attenzione. Anghissà, prova a spostarsi. Di Lorenzo. Zielinski, fra, lo so, credimi, lo so. Mamma mia. Calcio di punizione per il Napoli. Calcio di punizione per noi. Abbiamo ancora un po' di tempo per provare a portarcela a casa. Anghissà vede dall'altro lato Kvaratskhelia, la palla passa però da Osimhen, poi da Mario Rui che appoggia di testa a Kvaratskhelia, che cross in mezzo. C'è Zielinski, non riesce, attenzione ancora Zielinski, non ho parole ragazzi, non ho parole. Ostigard recupera palla, Zielinski, poi Anghissà, palla per Di Lorenzo, break di Di Lorenzo, palla per Osimhen, si gira Osimhen dentro per Zielinski che l'appoggia dietro a Mario Rui, cross di Mario Rui, c'è Osimhen, niente da fare, ancora Anghissà. No raga. Qui può partire il contropiede. No ragazzi, no. Di Lorenzo, Ostigard. Mamma mia, Ostigard. Qua fa una gran chiusura, Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino a... Mamma mia ragazzi. Non so se mettere... Sì, no, non so, lo metto il doppio centravanti, lo metto il doppio centravanti, ragazzi, lo metto assolutamente. Anzi, facciamo così, doppio centravanti, Osimhen lo schiatto proprio davanti così, Lobo qua un po' più centro davanti, stringiamo un po', allarghiamo un po' le ali, ancora, Simeone qua, così cerchiamo di non fargli pestare troppo i piedi tra di loro e andiamo. Dai. Attenzione, Zielinski, palla per Simeone, dentro per Osimhen, fermato. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo incomiabile. Guarda là, va. Mamma mia, Ostigard, no, Kim, no. Vai fuori Giannino, grandissimo. Simeone, palla per il Ciuchi Lozano, dentro per Simeone. Stiamo facendo degli errori stupidi però. Gli errori stupidi. Torna Giannino che recupera palla. Prova il dribbling. Non si sa perché. Kim mette fuori
Simeone appoggia per Zielinski che prova ad allargare verso Kvaratskhelia. Kvaratskhelia prova a dribblare, fermato. Kvaratskhelia fermato. In verticale. Insieme a Bukayo Saka. Messi. Kim ancora fuori verso Osimhen. Mario Rui prova ad andarsene. Mario Rui dentro verso Osimhen che non ci credo. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio. Attenzione, palla per... Ma dai! Al calcio di punizione. Sto odiando questo gioco stasera. Lo sto odiando. Che pallone gli ha dato. In contropiede, attenzione. Lozano verso Kvaratskhelia che appoggia ad Osimhen. Osimhen dentro per il Ciolito. Dio cane, il Ciolito. Un gol che parla da solo. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori. Mamma mia, ragazzi. Non è rimasto che depositare il pallone in porta. No, Grazie, godo, cazzo. Mamma mia. Il Napoli non ha mai perso di vista l'obiettivo e alla fine il premio è arrivato. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. Ragazzi, credetemi, è stata una partita sfiancante che abbiamo vinto e abbiamo portato a casa. Dopo 4 sconfitte di fila era proprio